Per le interviste smart di Zenazone, il bello e il buono di Genova e della Liguria, è tornata a trovarci un'amica, Antonella Riccardi. Ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Antonella, tu ti abbiamo già conosciuta con City Game che ci ha fatto giocare un po' a tutti, tu sei un'eccellente guida turistica e io qui davanti a me ho una locandina splendida, coloratissima, tutta verde e bianca che dice 18° corso di cultura genovese, che diciamo subito, intanto non è una conferenza. Di che cosa si tratta? Guarda, si tratta di una conversazione intorno al tema di olio e territorio. Meraviglioso, tra l'altro l'olio in Italia, insomma nella nostra dieta mediterranea, è il nostro fiore all'occhiello. Allora, chi sarà con te a condurre questa chiacchierata? Perché non sarai da sola. Non sarò da sola, sarò accompagnata con molto piacere da due professionisti del mondo dell'olivicoltura, ovvero sia Nino Trifiletti, che è un olivicoltore di Lavagna molto conosciuto, e Massimo Solari, anche lui olivicoltore di Chiavari. Di che cosa parleranno loro, della loro attività? Beh, certo, loro parleranno di quello che giornalmente fanno nell'uliveto e condivideranno la fatica, ma anche la passione di un lavoro che secondo me gli rende onore e gli dà